Ti, Buongiorno a re- tutti. ti registriamo. Ho sentito. Buongiorno a tutti, a tutte. Buongiorno, ben trovati. Oh, bravi. Allora, io mi sento un po' a casa con gli scout perché ho anch'io un trascorso scout da lupetto, poi le questioni del seminario, sono entrato in collegio, in seminario, ho dovuto interrompere, però poi da grande, intorno ai 20 anni, sono tornato e ho fatto servizio nel Verona 22, che adesso è inglobato con un altro gruppo. Insomma, e così ho anch'io un po' di ricordi molto molto belli dello scautismo e anche ancora dei legami, delle belle amicizie. Ecco, grazie. Allora, io, come diceva Andrea, vi racconto un po' la mia esperienza di comunità, la mia testimonianza, così, insomma, per quello che riesco a capire e per quello che mi ha insegnato in questi anni che sono frate. E, io comincio da piccolo a fare esperienza di comunità, perché intanto, vabbè, a casa mia in famiglia siamo quattro fratelli e come sapete la prima comunità è quella della casa, della famiglia e di condividere gli spazi. Io sono il più grande, insomma, però insomma, sapete, in quattro bisogna mettersi d'accordo, insomma, ecco. Poi ecco, a 11 anni, cioè con le medie, io ho fatto la scelta, ho chiesto io, insomma, di entrare in seminario e quindi anche lì eravamo 50 ragazzini, tutti insieme, delle medie, e i frati, ero nel seminario francescano dei frati, e i frati dovevano un po' gestire questa truppa dei briganti, insomma, no? E ci insegnavano appunto le regole di base su come stare insieme, su queste cose qua. Ecco. E poi, vabbè, ho fatto le superiori, poi ho vestito il saio, ho fatto i primi voti e con i primi voti io mi ricordo, insomma, ogni volta che partecipo a queste celebrazioni dove i miei confratelli, ecco, fanno le professioni e fanno i voti religiosi, ecco, c'è una espressione che porto sempre nel cuore, che mi piace molto, ma che è anche molto provocatoria e molto difficile. Noi diciamo mi affido a questa comunità, mi affido a questa comunità. Anzi, per essere più precisi, come francescani, noi usiamo molto più spesso la parola fraternità, che è un po' differente, poi casomai dirò qualcosa anche su questo. Questo per dire che per noi, ma lo dico anche per me, perché è stato uno dei motivi determinanti per farmi fare questa scelta, perché alle volte mi domanda, ma ascolta, perché non prete, ma proprio frate? Ecco. E uno dei motivi sta proprio lì. Per noi frati la vita in comunità è essenziale. Pensate che è regolata anche dal nostro diritto, dal nostro regolamento interno. Noi non possiamo vivere in comunità che siano meno di tre frati. Non possiamo vivere in comunità che siano meno di tre frati. Il tre è il numero minimo per poter costituire una fraternità, come diciamo noi, no? Una comunità, una fraternità. Quindi è davvero una cosa essenziale. E ripeto, io quando ho fatto la mia scelta, una delle motivazioni principali per cui ho scelto di farmi frate è stata proprio per la scoperta del vivere insieme, della fraternità, del poter condividere la vita, un progetto, una missione, una vocazione. Questo è stato proprio il motivo. All'inizio era un motivo molto umano, cioè diciamo il gusto, il bello di stare insieme tra frati della mia età, quindi io ho fatto i voti che avevo 20 anni, quindi potete immaginare, ecco, il gusto di trovarsi insieme con altri frati giovani di quell'età lì e di condividere insomma la stessa vita, la stessa vocazione, le stesse cose. Quindi all'inizio è stato questo. E poi, vabbè, poi diventando grande, poi maturando, ecco, la cosa si è un po' più approfondita. Come dire che anche la mia esperienza di comunità ha avuto un volto all'inizio,
e poi è un po' evoluta, diciamo, si è un po' approfondito, ha messo radici più profonde, per cui adesso io sono 38 anni, 39 anni che sono frate, e quindi insomma devo dire che strada ce n'è stata di mezzo e anch'io ho fatto esperienze diverse. E negli anni io ho fondamentalmente scoperto, adesso se devo fare un bilancio, se devo fare uno sguardo così sintetico su quella che è stata un po' la mia esperienza, negli anni io devo dire che sono molto riconoscente alla vita comunitaria e alla vita fraterna, per me. Guardate, non vi nego che ci sono state delle difficoltà, delle fatiche, dopo casomai vi condivido anche qualche passaggio un po' faticoso. Però sostanzialmente io se devo fare un bilancio, una panoramica, devo dire che sostanzialmente io sono molto grato alla vita di comunità, alla vita di fraternità. Io faccio spesso questo ragionamento tra me e me, no? Quando magari abbiamo i momenti di verifica a fine d'anno, oppure quando abbiamo i momenti di passaggio dove ti chiedono un'obbedienza nuova che devi andare in un'altra comunità, devi prendere un altro servizio. Sono momenti di passaggio dove, insomma, io un po' mi fermo, mi guardo un po' dietro e dico, ma insomma, come va? Com'è la tua vita? Ecco, e quindi rinnovo un po' le mie motivazioni. Ma in questi momenti in cui mi fermo, io una delle cose che faccio è proprio quella di dire, adesso io devo lasciare questa comunità, mi devo recare da un'altra parte. Faccio l'esempio ultimo, nel 2020 io ero bello, tranquillo, pacifico e beato nella mia comunità di Verona, San Bernardino, ero anche il superiore del convento, per cui quando ti danno questo incarico tu sai che te lo tieni per 3 anni e nessuno te lo tocca. E quindi mi ero messo il cuore in pace, 2019 avevo ricevuto questo incarico, fino al 22, no, che dopo 10 mesi mi chiedono di fare fagotto e di trasferirmi a Venezia, dove sono adesso. Ecco, e allora quei momenti lì di passaggio, dicevo, a me servono un po' per fare il bilancio. Dico, ma vivendo in questa comunità dove sono stato per 7, 8, 9 anni, ecco, in che cosa sono cresciuto? Che cosa ho scoperto di me nelle relazioni con questi fratelli concreti, frati da 70, 80 anni, frati di mezza età, oppure frati più giovani. Ecco, in questo rapporto di relazioni umane, molto umane, fraterne, sapete, no? Ecco, in che cosa io sono cresciuto? Cioè, che cosa hanno rivelato, messo in mostra del mio carattere? Questa è una domanda che mi faccio. Perché me la faccio? Perché sono profondamente convinto che la vita di comunità, che la vita in fraternità è una vita preziosa ed è una risorsa incredibile per crescere. Per crescere. È chiaro, uno si deve mettere un po' in discussione, è chiaro che uno si deve un po' mettere anche a nudo, deve guardare in faccia anche certe cose. Ecco, io che sono fondamentalmente un carattere impulsivo di mio, sono abbastanza, me impisso con niente, voglio dire, no, penso che siete tutti veneti, capite un po' questi francesismi. Ecco, io che sono un po' impulsivo su queste cose, devo dire che la vita insieme con i frati, specialmente con i caratteri un po' più forti, quelli che tendono a imporsi, tendono a fare un po' per conto suo, prendere la tangente e non condividere con la comunità, ecco, specialmente quando ho delle responsabilità, io un po' mi accendo e alle volte reagisco in maniera appunto impulsiva e spesso anche manco di carità, cioè alzo la voce oppure, non so, sottolineo certi aspetti che fanno star male l'altro, il fratello e via dicendo, perché è una cosa che non ci penso e viene da sé, viene fuori un po' da sé. Allora, io devo dire che in tanti anni di vita comunitaria, di vita insieme, ho un po', non sono cambiato, sono sempre impulsivo, cioè questo non me lo cava nessuno. Ecco, però ho imparato, grazie anche ai frati che ogni tanto me lo dicono, no? Ma tu, fra Peck, sei come un accendino, no? Che ti impissi con niente, no? Ogni tanto me lo dicono, io, ok, un po' mi brucia quando me lo dicono, un po' mi brucia perché insomma non è così spontaneo accettare le osservazioni.
Però insomma poi ci ripenso un pochino e devo dire che in questi anni ho imparato un po' a gestire questa impulsività. Cosa vuol dire? Che mi accorgo quando sta per scattare, quando sta per partirne l'embolo, no? Mi accorgo che sta per partire l'embolo e dico, Pec, decidi tu se farlo partire oppure se, come dire, avere un atteggiamento più accogliente, un linguaggio meno aggressivo e un linguaggio più dialogante con questo tuo fratello. E lì sono davanti a un bivio. Ecco, questo l'ho un po' imparato. Non sempre mi riesce, non sempre ce la faccio, però l'ho un po' imparato. Allora, questo per dire che cosa? Che in questi anni di vita in comunità ho imparato qualcosa del mio carattere che prima non conoscevo o che conoscevo in maniera molto, molto defilata. Ecco, e sono emerse anche delle parti di me che non sempre mi sono piaciute, devo dirlo onestamente, non sempre mi sono piaciute, però che sono frutto del mio percorso, della mia formazione, della mia educazione e forse anche della mia indole, perché poi un po' tutti noi abbiamo una struttura di base, no? Ecco. Quindi questa è la prima cosa che volevo un po' condividere con voi, come la comunità o la fraternità, come la chiamiamo noi, è una enorme occasione per crescere come uomini e come donne. Io parlo adesso puramente da un punto di vista umano, quindi per crescere come uomini e come donne. Poi c'è tutto il discorso anche della crescita di fede, della crescita come frate, come francescano, come una persona capace di vivere in fraternità e questo insomma è un altro passo che casomai se abbiamo tempo posso anche un po' condividere. Allora, dicevo prima che non sono tutte rose e fiori, ecco, non è tutto così facile, così tutto semplice, perché la vita comunitaria e la vita fraterna, io lo dico sempre, Andrea sa bene queste mie espressioni così un po' colorite, siamo fioide tante mamme, siamo fioide tante mamme, quindi siamo veramente tutti diversi, tutti veniamo da un'educazione, da una famiglia che ha avuto un suo modo di tirarti su. Ecco, e adesso ci mettiamo insieme e quindi dobbiamo un po' gestire questa diversità. Ecco, e quindi è proprio la sfida della diversità, la sfida della diversità. E guardate, come succede spesso anche nel rapporto di coppia e nella famiglia, ecco, io sono tanti anni che seguo un po' questa pastorale delle coppie e delle famiglie, ma come succede spesso in coppia, in famiglia o dove ci sia un minimo di comunità, ditemi voi se sbaglio, ecco, spesso ci si scontra sulle cose piccole, non sui grandi, non sui grandi valori della vita, no? Della vita francescana o dello scautismo, ma ci si scontra su come faccio quella cosa lì, perché io la farei così, tu la faresti con là e non siamo d'accordo e non ci incontriamo e non ci capiamo e ognuno tende a difendere le sue ragioni. E lì scatta, guardate, io questo l'ho capito sulla mia pelle, lì scattano delle logiche di poter gestire io quella situazione lì, perché io ho ragione, perché io ho la mia idea, magari l'ho anche sperimentata, ho visto che funziona e quindi io la voglio imporre perché è l'idea giusta. E quindi quello che dici tu è, non lo dico fuori dai denti, ma sotto sotto quello che dici tu è sbagliato. Capite che entriamo in una logica di potere e di giudizio. Ecco, così facendo non si va da nessuna parte. Cose di questo tipo succedono anche nelle comunità dei frati e sono successe anche nella mia storia di vita fraterna e di vita comunitaria. Ma guardate, cavolate autentiche, eh, come accendere la luce 5 minuti prima o accenderla un po' prima in modo, no, la luce della chiesa, per esempio, no? Ecco, dove magari io che sono forse un po' più, vado giù prima, preparo la chiesa, accendo la luce, aspettando che arrivi la gente, qualche altro mio confratello mi sgrida, mi dice no, la luce, aspetta, accendila all'ultimo minuto in modo che si consuma meno elettricità e via. Cioè, cavolate, ma veramente cavolate, veramente cavolate. In queste dinamiche che hanno sempre il pericolo, il rischio di contrapporci e di creare conflitto tra di noi, ecco, a lungo andare, con un po' di pazienza,
mi hanno aiutato a capire una cosa, mi hanno aiutato, proprio perché sono cavolate, mi hanno aiutato a fare questo ragionamento. Ma vale davvero la pena che io mi contrapponga a questo mio fratello che vive con me, che è in comunità con me, che io mi contrapponga e quindi entri in conflitto e magari anche mi arrabbio, alzo la voce e litigo per una roba del genere, per accendere la luce 5 minuti prima anziché 15 minuti prima, vale la pena? Ecco, allora, questo ragionamento mette al primo posto un valore più grande. Cos'è che abbiamo, che sento io e che abbiamo poi come frati il compito di salvaguardare? Abbiamo il compito di salvaguardare la nostra vita comune. Quindi c'è un bene comunitario più grande di queste cavolate. C'è un bene comunitario più grande di queste cavolate. E allora diventa un po' il criterio non tanto per cedere. Attenzione, perché alle volte, ma sei sempre tu che cedi, è giusto che ceda anche a quell'altro. Se la mettiamo su questo discorso del cedere uno e non cedere altro, ripeto, non ne veniamo fuori. Non la mettiamo su questo. Io dico, non è che cedo, io guardo al bene più grande che mi sta davanti. Io guardo a quello a cui sono chiamato. Io per vocazione, come frate francescano, sono chiamato a vivere in comunità, sono chiamato a vivere in fraternità. Capite cosa vuol dire per vocazione? Vuol dire che ho ricevuto, prima di dire sì, ho ricevuto da un altro un appello, una chiamata. Certo che ha trovato un terreno propizio nella mia umanità, nel fatto che a me piace la compagnia, che mi piace appunto stare con gli altri, no? È chiaro che queste chiamate che ti vengono per vocazione, che per me, ecco, vengono da Dio, queste chiamate trovano un terreno poi sulla nostra umanità, però vengono da Lui, vengono da Lui. Allora, se mettiamo al primo posto il bene comune, qualcosa di molto più grande, di molto più ampio, voi capite che tutto il resto non scompare, ma viene relativizzato, che vuol dire, attenzione, non banalizzato, che vuol dire messo in relazione con un bene più grande, con un bene più grande. Se queste cose da poco, sulle quali io potrei impuntarmi e far valere le mie ragioni, alla fine mi fanno litigare con un fratello, mi fanno rompere la comunità, la fraternità. Ecco, intanto, prima di tutto, vale la pena, vale la pena. E poi, se questo mi porta a rompere, a litigare, a dividere, a creare delle divisioni nella comunità, ecco, io non sto rispondendo alla mia vocazione, o sto rispondendo male alla mia vocazione. Allora, questo orizzonte più grande, questa sorta di sguardo sul bene comune più grande, questo devo dire che un po' alla volta mi ha aiutato a relativizzare. Poi ci sono i momenti, ecco, questo nel quotidiano, nelle cose quotidiane, poi ci sono i momenti in cui, ecco, queste cose vengono prese un po' per mano, si fa un po' una verifica e possiamo anche dircele, no? Possiamo anche dircele, possiamo anche farci presente alle volte che certi chiodi fissi che ci mettiamo in testa non sono a favore della comunità, non aiutano a costruire la fraternità, ma piuttosto la rallentano, addirittura alle volte corrono il rischio anche di dividere, di dividere. Quindi c'è un principio di unità che è questo bene comune, lo chiamo io, capite? Ma per noi è proprio la costruzione della comunità, della fraternità, che per noi francescani, proprio perché abbiamo fatto questa scelta, è una vocazione, cioè una chiamata che mi viene da fuori. Questa è una risorsa incredibile, perché, ripeto, ti aiuta ad avere un orizzonte intanto più ampio, ti aiuta a uscire dalla tua autoreferenzialità, dal tuo battere i pugni perché io ho ragione e tu invece no, ti aiuta a uscire da queste dinamiche qua, che sono quelle più spontanee, che vengono fuori immediatamente senza tanto pensarci, e cominciare a avere uno sguardo un po' più ampio. Poi le diversità ci sono,
e non è che vengono cambiate, non è che vengono cancellate o che vengono tolte, però queste diversità vengono lette, ecco il passaggio, no? Queste diversità vengono interpretate dentro un orizzonte più grande, che è quello della vita fraterna, della vita comunitaria. Cioè, come questa mia diversità, come questo tuo modo di essere diverso, di pensare diverso, si può integrare, può essere accolto dentro un orizzonte più ampio. La prospettiva è questa. Non siamo diversi, vediamo in tutte queste diversità quali sono i punti di incrocio e giochiamo lì. Capite? Questo è proprio il minimum. Questo è il minimo. No, da quello che è l'orizzonte generale, che ripeto, è la vita comunitaria, la vita fraterna, ecco, da quello che è la mia vocazione, la mia chiamata, com'è che posso io integrare queste diversità senza cancellarle? Senza cancellarle. Com'è che posso poi, ulteriore passo, che non è sempre facile, come posso valorizzarle, queste diversità? Quindi si tratta di integrare le diversità in questo orizzonte molto più grande, molto più ampio. Ecco, tutto questo comporta un lavoro, almeno io vi dico anche sempre a partire dalla mia esperienza, tutto questo comporta un lavoro fatto su di sé, fatto su di sé. Quando appunto c'è lo scontro di opinioni, di idee, quando c'è appunto l'opposizione alle volte, no? Perché io questa cosa qui la vorrei fare a modo mio e ritengo che come la vuoi fare tu non sia esatto. Il fatto di fare riferimento a un bene comune più grande mi ha costretto a mettere da parte i miei schemi, mettere da parte un pochino le mie soluzioni, le mie idee e aprirmi all'ascolto dell'altro. Ascoltare l'altro che la pensa diversa. Già ascoltare uno che magari la pensa come me, già questo non è così sempre scontato, no? Ma provate a pensare uno che la pensa in modo diverso da me è una delle cose più difficili, una delle cose più difficili, perché scattano dentro di noi, almeno questa è un po' la mia esperienza, scattano dentro di me tanti preconcetti. Ma tanto tu so come sei fatto, tanto so come la pensi, tanto tu sei sempre quello che risolve tutto in 2 minuti, mentre le cose, tutti questi preconcetti no, saltano fuori, per cui mi impediscono veramente di ascoltare l'altro. Questa quindi è una cosa molto difficile. E se vogliamo leggerlo anche da un punto di vista della fede, questa cosa qui, che io anche questo mi ha molto aiutato nel mio cammino di vita comunitaria, se vogliamo viverla anche nella prospettiva della fede, proprio lì, quando io devo un pochino spostare il mio modo di vedere, le mie ragioni, ecco, quando lo devo un pochino mettere da parte, c'è una piccola morte che sono chiamato a vivere. Capite? C'è una piccola morte, c'è come dire una piccola Pasqua di morte e resurrezione che sono chiamato a vivere. Quindi, in virtù di questa fede, per cui io credo davvero che il mistero pasquale di Gesù Cristo tocca la mia vita e riguarda la mia vita e lo posso sperimentare nella mia vita, nella misura in cui io credo questo, allora sono anche disposto a fare questo piccolo atto di morte, cioè a mettere da parte il mio modo di vedere, le mie ragioni, per accogliere un pensiero diverso, credendo che lì possa nascere vita, credendo che lì ci possa essere una piccola risurrezione. Guardate, è un discorso puramente di fede. Tu puoi aver fatto 1000 esperienze che questo è vero e ti serve perché l'esperienza, insomma, ti aiuta a capire che non è campata per aria la cosa, ma che si può vivere, ma ogni volta nessuno ti esime da fare questo atto di fede. Credi che lì dove tu, per scelta, perché decidi, perché ci credi, lì dove tu scegli di vivere una piccola morte,
credi che lì c'è un'apertura verso un qualcosa di nuovo. Magari il pensiero dell'altro, diverso, che tu non condividi, no, nel modo, nella forma, non tanto nella sostanza, ma nel modo e nella forma, magari può portare un po' di vita nuova, magari può portare, no? E questo si tratta di crederci a questa cosa qui. Quindi c'è anche questa dimensione, ecco, un po' della fede che, devo dire, ho cercato sempre un pochino di vivere nei miei rapporti di comunità. Ecco, le esperienze con la diversità nella comunità sono tante. Adesso ho fatto riferimento un po' al modo di pensare, alla mentalità, agli schemi che un po' vengono dalla nostra educazione, dalla nostra formazione. Un altro dei temi, degli argomenti che nel passato mi ha portato un pochino così a scontrarmi con i frati della mia comunità è stata la differenza di età, la differenza generazionale. Noi frati abbiamo un'età media molto alta, intorno ai 70 anni di età media. Quindi vuol dire che la stragrande maggioranza dei frati sono tutti âgés, tutti anziani, se non vecchi. Abbiamo tanti ottantenni e anche dei novantenni. E quando questi fratelli si trovano a vivere insieme con degli altri, molto pochi in realtà, no? Quindi siamo in minoranza, beh, non tanto io, ma quando si trovano a vivere con quelli di 30 anni che sono in minoranza, voi capite che ci sono velocità diverse. Il trentenne è esuberante, pieno di voglia, pieno di idee, pieno di prospettive, poi ha gli amici che li porta in convento e via dicendo, no? Invece i vecchiotti, che sono stati educati alle regole, alle forme, a rispettare gli orari, la clausura e fino a qua va bene e oltre di qua non si può e via dicendo, voi capite che lì si scontrano due modi di vivere la vita francescana in modo diverso, differente. Ecco, allora, qua diciamo che è una grande sfida. Dicevo un pochino ieri sera lì con Andrea e Giulio che ci siamo un po' incontrati, questa sfida della differenza generazionale era molto più forte 10-15 anni fa, perché questi frati anziani non mollavano l'osso, proprio non mollavano l'osso. Volevano portare avanti il loro modo di vita francescana e quindi chi portava dentro delle novità, chi portava dentro dei modi un po' diversi, mai visti prima, sconosciuti, ecco, veniva giudicato e veniva smontato nel suo entusiasmo, no? Anche. Quindi oggi, dove tutti questi âgés sono andati ancora avanti con l'età, ecco, un po' per la stanchezza dell'età, un po' perché non hanno più energie, hanno un po' mollato l'osso. Questo però non ci esime a noi più giovani, ecco, io mi metto qui più giovani, ma ho 58 anni, quindi no, non esime quelli più giovani di 30, 35, 40 anni, ecco, perché questa è la fascia, grosso modo, no? Ecco, allora, siccome questi hanno mollato l'osso, falso, alto, basso, come che credo mi, no? Non ci esime, perché c'è comunque un riconoscimento di questi fratelli che hanno avuto una loro formazione e io non posso calpestare la loro formazione, non posso calpestare il loro modo di vedere le cose, anche se adesso non sono più così combattivi come lo erano prima. Questo è un grande atto di carità. Quindi, pur io vedo come funziona adesso, no? Pur portando delle dinamiche nuove, pur cambiando anche un po' lo stile, diciamo così, no? Di organizzare la giornata e la vita, il dialogo. Con questi nostri fratelli ci si parla, lo si dice, lo si racconta, bisogna anche spiegare perché adesso noi facciamo così e non come facevate voi una volta e non presentare le cose fatte, perché questo è una sorta di imposizione che loro non accettano, ma nessuno accetta queste cose, anche quelli più giovani. Quindi la dimensione del dialogo e della comunicazione, del condividere anche forme nuove che vogliamo inserire in comunità, parlo per noi frati, ecco, dentro magari a un ambiente un po' tradizionale che non è tanto abituato a queste cose. E su questo anche la gradualità.
Ecco, la gradualità, cioè cominciare con un pochino, poi magari parlarne ancora, poi far capire che è il caso di aggiungere qualcosa e via dicendo, insomma, in modo da abituare questi nostri fratelli all'accoglienza del diverso, di chi è più giovane e di chi ha più entusiasmo. Allora, io sono alcune cose che vengono un po' dalla mia esperienza, queste, capite, no? Ecco, c'è in fondo un principio comune che ci lega, che è quello della nostra vocazione comune. Noi non ci siamo scelti come frati, come una comunità capri non si sceglie, si trova ad avere queste persone. Noi non ci siamo scelti come frati, però siamo tutti accomunati da una vocazione, capite? Abbiamo tutti una cosa in comune che è la nostra vocazione, la vocazione francescana. Tutti noi, un giorno della nostra vita, abbiamo professato la regola di San Francesco, dove ci sono le direttive fondamentali della nostra vita. Poi ognuno le vive secondo la sua sensibilità, secondo le sue capacità, quindi emerge la diversità sicuramente, però quello che ci fa dire nella diversità, nel fatto che non ci siamo scelti e tu magari col tuo carattere mi stai un po' sulle scatole, ma comunque sei qua con me, quello che mi dice di continuare a vivere così è il fatto che condividiamo una medesima vocazione. Questo è un altro elemento importante. È un po' quello che dicevo prima con altre parole, no? È questo bene comune più grande verso il quale guardare e dentro il quale integrare le nostre diversità. Questa è un po' l'esperienza che viene un po' dalla nostra vita comunitaria e dalla nostra vita fraterna. Ci sarebbero tante altre cose da dire, però ecco, vi lascio un po' questi spunti per la vostra discussione e mi pare di capire poi per i lavori di gruppo. Grazie. Grande. Grazie Lorenzo per questa testimonianza. Grazie perché mi veniva da pensare che hai dato forma a quelle storie parati che ci diciamo spesso. Cioè, sei riuscito a comunque darci delle liste di lavoro, dei percorsi e finché tu parlavi della tua fraternità, della tua comunità capi, della tua comunità, abbiamo trovato molti più punti di contatto di quanto avessimo pensato io e Giulio quando abbiamo avuto questa idea divergente di chiedere ai frati che cosa vivessero nella loro vita di comunità. Ecco, quindi grazie. Ci sarebbe piaciuto avere più tempo, ma sapremo provvedere in futuro, insomma, perché pensiamo che ci siano comunque cose ancora da approfondire e per le quali voi ci potete aiutare. Grazie a voi dell'ascolto, io vi devo lasciare perché ho gente qua, devo andare a messa, insomma, è tutto lì, gente che mi aspetta. Arrivederci ancora, saluti, arrivederci a Ciao, tutti. ciao, grazie. Ciao, prego, grazie. Grazie. Allora, come prendiamo? Noi ci muoviamo col buon senso, però la democrazia